l'ultimo intervento programmato, Gianni Tamino, sull'energia. Ma in realtà, come avete sentito, il problema energia attraversa tutti gli altri interventi, quindi si tratta un po' di fare un punto sulla situazione. In 10 minuti non ho il tempo di dare statistiche, dati eccetera, che mi richiederebbero come minimo una mezz'ora, però per chi parteciperà al gruppo di lavoro energia ho tutto il materiale che documenta la situazione mondiale, nazionale, regionale e provincia per provincia. Purtroppo nel Veneto siamo aggiornati al 2012, per il resto d'Italia e anche per il Veneto per alcuni aspetti anche ai primi mesi del 2014. Il nodo però è un altro. Il nodo è cosa significa energia e cosa vuol dire utilizzare correttamente l'energia. Allora va chiarito subito che noi stiamo facendo tutto il contrario di quello che è il modo naturale di impiegare l'energia. Chiariamo, in natura tutta l'energia che fluisce negli ecosistemi, nella biosfera, è energia solare trasformata dalle piante in energia chimica, l'energia degli zuccheri, e questa energia fluisce attraverso tutti gli organismi viventi. A cosa serve l'energia negli ecosistemi, nei sistemi naturali? Oltre che a garantire le attività di ogni organismo, attraverso processi biogeochimici e attraverso le relazioni tra organismi viventi, al riciclo della materia. In natura non manca l'energia, l'unica cosa veramente che può mancare è la materia. Questa idea non viene mai messa sufficientemente in evidenza. Perché? Perché tutta l'energia che consumano le piante a partire dal sole per garantire tutta la vita nella biosfera è una frazione tra l'1% e l'1 per 1000 dell'energia che il sole ci manda. E l'energia che gli esseri umani utilizzano in tutte le loro attività è una piccola frazione dell'energia che utilizzano le piante. Basterebbe un decimillesimo dell'energia che il Sole ci manda per coprire tutto il fabbisogno attuale energetico, compresi gli sprechi. Allora, dov'è che manca l'energia? Quello che manca è la capacità di usare correttamente l'energia. Ma in natura l'energia serve a riciclare la materia. Cioè l'energia solare permette i cicli biogeochimici, a partire da quello fondamentale dell'acqua, ma anche a quello del carbonio, a quello dell'azoto, eccetera, che sono tutti garantiti dall'energia solare. Bene, se questa logica ciclica è quella che caratterizza gli ecosistemi, la biosfera, gli organismi viventi, l'uomo ha impostato, a partire dalla rivoluzione industriale, qualcosa di opposto. Al posto del sistema ciclico il processo lineare. E questo non vale solo per l'energia, vale per tutti i discorsi che dobbiamo fare. O noi riportiamo a livello di cicli o sarà tutto impossibile, perché qualunque processo produttivo che sia lineare inevitabilmente consuma materie prime e trasforma le materie prime in rifiuti e inquinamento. Non c'è via d'uscita. Solo attraverso un sistema ciclico i vari problemi vengono affrontati. Ma la ciclicità deriva dal corretto uso dell'energia, che deve essere inevitabilmente energia rinnovabile. Nei processi produttivi umani abbiamo fatto tutto il contrario. Usiamo la materia bruciandola per produrre energia. Cioè non usiamo l'energia, usiamo la materia per produrre energia. Mentre in natura si usa l'energia per riciclare la materia. Ora basterebbe questo per capire la follia di quello che stiamo facendo. Cosa vuol dire questo? Da qui derivano i sì e i no. È evidente. Cioè noi non possiamo continuare con la logica delle combustioni. Lo diceva già Andrea Zanoni prima, ma lo dicevano tanti altri. Cioè tutti l'hanno detto. Ma è la conseguenza inevitabile dell'analisi di quello che succede in natura. In pratica, quando giustamente Aldino parlava dell'inquinamento del pianeta, del disastro dei cambiamenti climatici, della sesta estinzione di massa, è tutto conseguenza di questo, di aver invertito la rotta. In 2 secoli noi abbiamo aumentato
la quantità di gas serra nella nostra atmosfera da una media di 270 parti per milione degli ultimi 1000 anni a oltre 440-450 attuali. La situazione del passato, noi abbiamo i dati degli ultimi 800.000 anni, non ha mai superato i 330-340. Siamo andati sotto i 270, certo abbiamo avuto periodi glaciali e interglaciali caldi, ma non abbiamo mai raggiunto questo livello di effetto serra. Ora qualcosa dovrà far riflettere tutto questo, in 2 secoli, non in 100.000 anni. Ora, questa situazione richiede un'attenta valutazione. Primo, la crisi è un'opportunità, vale per tutte le cose che sono già state dette prima, non solo i rifiuti, ma anche i consumi energetici sono diminuiti. Non si rilancia l'occupazione aumentando i consumi energetici, aumentando la produzione di rifiuti come qualcuno al governo vorrebbe, ma anche a livello europeo. L'occupazione si rilancia partendo da questo dato e invertendo la rotta verso un sistema realmente sostenibile, che parta, come giustamente detto, non solo da aspetti materiali, ma anche da aspetti umani di relazione. La relazione negli ecosistemi e nella società umana, le relazioni umane, sono quello che permette di far fronte alle crisi. E noi dobbiamo usare questa potenzialità, è un'energia in più la relazione. Mentre invece abbiamo una società che tende sempre più alla desertificazione anche delle relazioni. Allora, di fronte a tutto questo, e poi magari ne approfondiamo a livello di gruppo di lavoro, io volevo dare un altro dato fondamentale. Spesso si confonde energia con energia elettrica. Guardate, l'energia elettrica è una piccola quota del totale dell'energia. Quindi quando noi parliamo di energia, parliamo di tutto. Allora, l'uso oggi della combustione per produrre calore, quando sistemi solari passivi, sistemi attivi, pompe di calore eccetera, ci possono dare risultati adeguati, è assolutamente assurdo. Quando parliamo di energia solare non parliamo solo del fotovoltaico, in gran parte parliamo di un modo diverso di utilizzare il calore, parliamo del rinfrescamento e del riscaldamento degli ambienti d'estate e d'inverno. Cioè tutto questo non deve comportare né uso di combustioni né uso di energia elettrica, se non per quello che riguarda la regolazione dei sistemi, che devono essere sistemi intelligenti. Quindi dobbiamo passare da un sistema, per esempio, energetico in generale accentrato, e per entrare nel merito invece del sistema elettrico, a un sistema sempre più decentrato, senza sprechi. Ora, il nodo non è tanto passare da un sistema che utilizza combustioni da fonti fossili e da biomasse. Guardate che le biomasse sono molto, ma molto più inquinanti del metano, sono molto più inquinanti del petrolio, sono paragonabili solo al carbone. Allora non possiamo fare la battaglia giustissima contro il carbone e poi magari volere la combustione delle biomasse. Le biomasse legnose, guardate i dati, andate a vedere quanto producono in termini di polveri sottili e di ossidi d'azoto che innescano altri tipi di inquinanti, troverete i risultati. Allora, non basta, dicevo, dire no alle combustioni e no alle fonti più inquinanti a favore delle rinnovabili. Questo è un aspetto che viene dopo. Il primo aspetto è drastica riduzione dei consumi. Passare da una società consumistica a una società che sappia usare correttamente ciò di cui ha bisogno. Ridurre i consumi, efficienza energetica, risparmio per le cose veramente essenziali. Tutte le cose che già sono state dette, che non riguarda solo il riscaldamento degli ambienti, sempre per restare fuori dall'energia elettrica, per poi la riprendo un attimo, il discorso della mobilità. I trasporti sono insieme col riscaldamento il grosso dei consumi energetici, poi viene l'elettricità. Noi consumiamo tanto per produrre energia elettrica, perché usiamo un sistema termico che butta via il 70% come minimo dell'energia sotto forma termica, che è inquinante.
Quindi consumiamo tanto per produrre energia elettrica, che però rappresenta un quinto dei consumi totali. Il grosso è trasporto, è calore e trasporto. La mobilità intelligente è fondamentale. Allora una visione globale di mobilità intelligente in una smart city, per esempio, cioè partire dal territorio a livello locale, mettere in rete realtà locali e non partire da un sistema accentrato. Questo vale per tutta l'energia, a maggior ragione per l'energia elettrica. Basta con i grandi impianti, con le mega centrali, grandi elettrodotti, dobbiamo rovesciare completamente questo discorso. Allora, da questo un po', se volete, derivano i miei sì e i miei no. Parto dai no. Ovviamente no alle mega centrali, è già stato detto prima, a partire dal carbone. È vero che Porto Tolle probabilmente è fallita, ma è vero che Marghera non è ancora del tutto fallita. Io anche di Porto Tolle, devo dire, non mi fido, perché avevamo detto no al nucleare con un referendum e abbiamo dovuto fare un altro per dire no definitivamente, e c'è ancora qualcuno che ci ripensa. Quindi stiamo attenti. No sicuramente ai modelli accentrati, no alle biomasse intese come oggi vengono intese, cioè incentivate. Guardate, se fossero una cosa utile, basterebbe vedere, togliendo gli incentivi, se funzionano. Senza incentivi non vanno. A differenza di altre fonti rinnovabili come l'energia solare, che sta andando già al pareggio e dovrà andare sotto, cioè le rinnovabili non devono essere incentivate in continuazione, devono diventare convenienti, però la convenienza va misurata attentamente. Bisogna, e questo è un sì, inserire nel costo delle fonti energetiche, come di qualunque altra cosa, i costi esterni, le esternalità. Se io inserisco le esternalità, impatto dell'inquinamento, morti e così via, cosa difficilissima da calcolare e che vorrei che non si dovesse calcolare, ma se inserissimo tutti questi dati, già oggi qualunque fonte realmente rinnovabile, non quindi le biomasse, che vuol dire distruzione del territorio, sarebbero convenienti. Per le biomasse un piccolo accenno però va fatto. Si parla di rinnovabili e di biomasse che non produrrebbero inquinamento da gas serra, cioè non produrrebbero CO2. Allora, un dato: in termini di superficie terrestre, per avere la stessa quantità di energia che produce un impianto fotovoltaico, e non abbiamo i più efficienti in questo momento, ma gli attuali impianti fotovoltaici, per avere la stessa energia di un impianto fotovoltaico con le biomasse occorre una superficie di campagna, pensiamo quando si vogliono produrre oli vegetali per la trazione, biogas o altre cose col mais e così via, occorrono una quantità corrispondente a circa 300-400 volte, proprio perché la pianta recupera l'1%, 1 per 1000 in media, contro il 15-20% del pannello fotovoltaico, e perché dalla pianta devo estrarre soltanto la parte che poi utilizzerò. Ora, già questo rende fuori campo, quindi perdita di territorio, inquinamento molto forte. I no, allora, no alle grandi impianti, no al modello accentrato, no alle biomasse che non risolvono assolutamente i problemi. Ridurre drasticamente i trasporti più inquinanti. Non si discute quasi mai, anche da noi nel Veneto, dell'impatto del trasporto aereo. Si continua a riproporre nuovi aeroporti, rilancio del trasporto aereo. Guardate, per ogni merce trasportata, per ogni persona trasportata, la quantità di energia consumata con gli aerei è enormemente maggiore di tutti gli altri, e l'inquinamento non è certo di poco conto. No agli incentivi alle fonti fossili. Un'altra cosa che spesso si ignora è che a livello europeo e italiano non ci sono solo gli incentivi alle rinnovabili, ma gli incentivi alle fonti fossili sono paragonabili a quelli delle rinnovabili, e oggi, togliendo le rinnovabili, si incentivano solo le fossili. E qui il dramma di una politica americana che attraverso il fracking e il sistema Shell eccetera sta rilanciando la logica del petrolio, e il petrolio, abbassando il costo dal 2011 a oggi di quasi la metà, da 110 a 70, rilancia un modello distruttivo dell'ambiente,
che incrementerà il gas ad effetto serra e che impedirà qualunque vero decollo verso una società sostenibile. Con un accordo fatto con la Cina che prevede che la Cina possa continuare a inquinare fino ad arrivare a un picco nel 2030. Tenete presente che la sola Cina in questo momento è il paese che ha maggior livello di inquinamento globale, cioè in valori assoluti. La Cina e gli Stati Uniti d'America insieme costituiscono più del 50% di tutti i gas serra del pianeta. Allora questo accordo Cina-Stati Uniti è una presa in giro. Certo, è già tanto che abbiano deciso che si può porre il problema, ma se lo pongono in questo modo non risolviamo assolutamente niente. Quindi da questo punto di vista incentivi alle fossili e alle non vere rinnovabili un no netto. Ma un altro no che va ribadito, vale anche per il Veneto, vale forse di più per altre regioni, ma anche per il Veneto, no alle trivellazioni. Il movimento no triv si sta diffondendo, certo più rilevante in alcune zone del centro della pianura padana o peggio ancora in Basilicata, ma anche da noi, e sappiamo cosa vuol dire per il gas anche nel Veneto. Sì invece a efficienza, risparmio, contenimento dei consumi, vere rinnovabili, ma anche le vere rinnovabili all'interno di una valutazione ambientale e sociale complessiva. Non si possono mettere i pannelli fotovoltaici nelle campagne, non si possono mettere dovunque, non si può fare l'eolico indipendentemente dagli impatti ambientali, non si può fare l'idroelettrico, anche il mini idroelettrico, dovunque. Mini idroelettrico potrebbe aver senso per i salti delle fognature, per altri tipi di cose dove non c'è impatto, ma non si può, come è già stato detto, alterare il flusso dei fiumi, che invece deve essere inserito in quell'altro discorso che abbiamo già sentito. Sì a rinnovabili con accumulo. Oggi le rinnovabili hanno un peso limitato perché manca una politica di accumulo dell'energia. Il sole, come sapete, c'è soltanto di giorno, il vento c'è quando capita. Bene, se non c'è un sistema adeguato di accumulo basato su un sistema decentrato, la cosa non funziona. Ecco perché oggi noi abbiamo una potenza elettrica installata che è più del doppio del massimo della domanda. La massima della domanda è 55 gigawatt, noi abbiamo installati più di 120 gigawatt. Ora, questo perché non c'è l'accumulo. Allora, l'accumulo e la diminuzione dei consumi deve portare, e questo è un altro sì, alla chiusura di almeno 25-30 gigawatt di produzione di energia di impianti elettrici altamente inquinanti di origine fossile. Guardate, lo dice anche la stessa GRTN e GSE, che abbiamo almeno 20 gigawatt di eccesso, in realtà sono molti di più. Quindi piani energetici, questa è un'altra cosa che mancano i piani energetici regionali e locali che devono essere fatti con il pieno consenso dei cittadini nell'ambito del modello decentrato delle smart city, realizzazione nei comuni di case a consumo zero e inserimento dell'efficienza energetica nelle case e altra cosa soltanto, cerchiamo di creare una coscienza reale che il problema non è sostituire energia fossile con energia rinnovabile, ma è un cambio di mentalità, è un cambio complessivo di come va utilizzata l'energia nei sistemi umani.